La nave come nuova relazione. Mi chiamo Marivik e vengo dalle Filippine. La nave sul mare sbatte nelle onde piccole e grandi. Il mare fa paura. Non so quanto è profondo. Sono a bordo di quella nave. Dove andare? Viaggiare per la ricerca, per migliorare la vita. Inizio il viaggio. Devo lasciare tutto. Le mie abitudini, gli amici e soprattutto i miei familiari. La separazione dà la sensazione di una sofferenza dolorosa. La nave è come la vita. Si sale a bordo e si salpa ad esplorare nuovi luoghi, nuove esperienze. L'esperienza ci fa crescere, perché in ogni esperienza la nostra vita quotidiana cambia. La vita a volte è difficile e complicata come il mare mosso, che se cadi sei finita. Devo essere forte, avere la fiducia in me stessa. Sono così sicura. Devo crederci. Allontanarsi dalle proprie origini permette di scoprire nuovi luoghi di punti di vista e rivedere tutto in una prospettiva migliore. Nel viaggio bisogna anche fare una sosta, cercare la terra, fermarsi e riposare, prendere il tempo per riflettere. Dopo la sosta, continuo il viaggio che mi ha regalato tante emozioni, paura, tristezza, tenerezza, ma dietro a questi c'è la tranquillità dentro di me, perché sento di aver imparato tante cose positive, che è felicità. In un passaggio del mio viaggio sulla nave ci siete anche voi, culture diverse, ma nessun problema. Siamo tutti qui e stiamo camminando insieme per creare, magari storia di fantasia. Con questo progetto, il mio correr, ho imparato ad essere aperta e condividere e conoscere liberamente il vostro mondo. Ma non solo. La cosa più importante che ho trovato è la nuova relazione, cioè l'amicizia. Come Antonio Pigafetta del racconto del suo viaggio intorno al mondo.